Oggi a Spazio Temenos la giornata conclusiva con delle proiezioni, con delle interviste curate direttamente dai ragazzi dei vari centri per fare il punto della situazione e ricordare la giornata mondiale del rifugiato. Qui a Quarinto organizza l'evento. Sì, nonostante la giornata del rifugiato sia limitata come celebrazione al 20 giugno, in realtà noi sia per il numero di progetti che gestiamo che per le attività che siamo riusciti a sviluppare diluiamo questa manifestazione in una serie di eventi, ed oggi c'è un po' la giornata conclusiva, la giornata nella quale, oltre alle proiezioni di un'attività bellissima fatta dai nostri utenti, dai ragazzi che intervistano personalità, tra virgolette, della nostra società civile, avremo modo anche di tirare una somma sulle attività che ciascun progetto ha svolto nel territorio di competenza. Al centro di tutto ci sono sempre i ragazzi, nella consapevolezza che il loro coinvolgimento diretto non può che essere l'unico vero volano per l'integrazione. Una serie di iniziative che si sono svolte nei vari centri gestiti da Quarinto. Sì, una serie di iniziative si sono svolte in tutti i territori comunali presso cui insistono i progetti territoriali. Ricordiamo che i progetti sono a titolarità comunale e che vengono finanziati attraverso il Fondo Nazionale Asilo. Ovviamente si tratta di iniziative che cercano di coinvolgere compatibilmente alle problematiche inerenti il Covid-19 di questo ultimo periodo, ma che hanno dato grossa soddisfazione agli utenti. Avremo modo di parlarne poi e di descriverle ciascun coordinatore per la propria competenza. Professor Alfio Russo, tra i relatori di questa giornata a conclusione degli eventi di Aquarinto sulla giornata mondiale del rifugiato? Sì, partecipo volentieri perché è giusto ed opportuno riflettere sulla presenza dei rifugiati, soprattutto dei minori non accompagnati che arrivano anche nelle nostre scuole e che proviamo a includere e integrare nei percorsi didattici che portiamo avanti. Devo dire che i ragazzi che arrivano da noi sono ragazzi molto motivati all'apprendimento, molto interessati a capire anche il contesto nel quale si trovano, e quindi diventa anche facile per loro e per i compagni della classe dove vengono inseriti riuscire a fare in modo che possano trovare anche loro il loro percorso didattico personalizzato. Questa iniziativa di Aquarinto è certamente un'iniziativa da sostenere ed è per questo la ragione per cui io mi trovo qui stasera. Anche il vostro istituto partecipa a questo evento finale della giornata mondiale del rifugiato? È una bella opportunità di riflessione, di confronto tra le diverse associazioni, tra le diverse istituzioni. Anche la nostra scuola è stata invitata, per me è stata anche un'occasione per presentare un concorso cui abbiamo partecipato come scuola, che peraltro ha visto anche la premiazione, è un concorso nazionale intitolato Tricolore Vivo. Ci siamo classificati al primo posto per la sezione scuola secondaria di primo grado e ho invitato l'alunno Filippo Faro, che ha realizzato un articolo nell'ambito di un giornalino che abbiamo appunto realizzato con i ragazzi, focalizzando l'attenzione su alcuni articoli, e non poteva chiaramente mancare la tematica dell'immigrazione che ha curato lui nella fattispecie. Allora, sentiamo il tuo punto di vista allora. Sì, quest'anno appunto io con la mia classe, la terza D della scuola Luigi Pirandello, abbiamo realizzato questo progetto, abbiamo partecipato a questo concorso realizzando un giornalino della scuola, e appunto io sono qui oggi per presentare la tematica riguardante lo scenario di immigrazione, avendo approfondito questo argomento nel giornalino in questione.